4 incarichi e 3 ex sono i deputati agrigentini coinvolti nella bufera all'Ars sui rimborsi spese. I loro nomi fanno parte dell'elenco degli 83 parlamentari regionali indagati nell'inchiesta della Procura di Palermo. Sono Salvatore Cascio di Articolo 5, Michele Cimino di Voce Siciliana, Roberto Di Mauro del Partito dei Siciliani MPA e Giovanni Panepinto del PD, tutti attualmente in carica. E ancora Luigi Gentile, Giacomo Di Benedetto e Vincenzo Marinello della passata legislatura. Tutti si dicono sereni e certi che alla fine sarà fatta chiarezza. Al momento, in attesa di essere sentiti dai PM, affidano a Note Stampa le loro reazioni a difesa. Ironica e sarcastica la precisazione di Vincenzo Marinello, il quale sottolinea di non aver mai comprato mutande né verdi né rosse con i soldi corrisposti dall'Ars al gruppo PD, e neppure reggiseno o profumi per mia moglie o amanti che non ho. Saprò dimostrare la mia assoluta estraneità, conclude. Sulla stessa lunghezza d'onda Salvatore Cascio, al quale vengono contestati quasi 20.000 euro di spese. Non ho mai messo in tasca un euro del mio gruppo. Se le spese contestate da alcuni colleghi fossero verificate, sarebbero di certo da condannare, conclude. Ho le pezze d'appoggio per le somme che mi vengono contestate, sarà mia cura spiegare tutto in dettaglio perché sia pure la verità, sottolinea invece Roberto Di Mauro, al quale sono contestati circa 19.000 euro. E conclude ponendosi una domanda: come si fa a distinguere se una somma è impegnata per un ruolo politico parlamentare? Giovanni Panepinto, al quale vengono contestati 2.600 euro, così spiega: il nostro gruppo lo scorso anno ha avuto un avanzo di oltre 100.000 euro rispetto ai fondi attribuiti ed è già dotato di un regolamento interno per la spesa. Non è invece da dire nulla Luigi Gentile, ex deputato di Futuro e Libertà, al quale viene contestata la spesa di 2.000 euro. Il mio nome non compare né sui giornali né nelle carte dell'inchiesta, né mi è mai stato contestato nulla, conclude. Per Giacomo Di Benedetto, adesso sindaco di Raffadali, al quale vengono contestati 27.000 euro, non vi è stato uso improprio di quei fondi. Sono pronto a chiarire tutto fornendo la contabilità di quel denaro, conclude. Sceglie invece la linea del silenzio Michele Cimino, chiamato a giustificare spese per circa 37.000 euro.